nostra storia qui a Calanova con Simona inizia nel 2003 quando ci siamo conosciuti. Ho un ricordo preciso di quel momento perché ho mangiato un trancio di squalo proprio quel giorno lì, mi ricordo un trancio di squalo alla griglia, quindi per un bambino, io avevo 10 anni all'epoca, è un ricordo impattante, ecco. Mai avrei pensato che dopo, mai avrei pensato di gestire poi un posto così, anche perché poi la mia vita, diciamo, si svolgeva in ambiti completamente diversi. E ci siamo conosciuti con Simona nel 2003 alla tenuta e mi sembra che già nel 2003 i proprietari ci hanno proposto di gestire questo ristorante, dove tra l'altro abbiamo preso il nostro primo aperitivo insieme con Simona, ma anche lì mai avremmo pensato di passarci poi la parte principale della nostra vita. E siamo tornati in Svizzera e poi dopo 3 o 4 anni finalmente Simona, perché era lei che comunque lavorava in questo campo, ha accettato di prendere questo ristorante in gestione. E dopo 2 stagioni abbiamo deciso anche di trasferirci definitivamente sull'isola, a Capoliveri, e, e da lì insomma abbiamo sviluppato questa attività dove ci mettiamo tutta la nostra passione e dove cerchiamo insomma io dico sempre questa frase, noi cerchiamo di essere all'altezza del posto e della natura che ci circonda. Mi piace dirlo perché so che non ci arriveremo mai, però è un mettersi continuamente alla ricerca di qualcosa, perché questo posto è talmente meraviglioso, cambia ogni giorno ha una luce diversa e quindi ci piace il fatto di creare un ambiente che lo rispetti, che lo rispecchi ma che lo rispetti più che altro, che comunichi l'amore che questo posto ci dà ed è quello che ci alimenta, questa passione che continuamente sembra morire e poi risorge, è questo. Questo posto, per quello che ci hanno raccontato, era una parte di questo porto, il garage della barca del conte che gestiva la proprietà, insomma che aveva la proprietà. E questa villetta accanto a noi, che si chiama Villa Calanova, il ristorante Calanova, era la residenza estiva, quindi qui c'era il posto per mettere dentro la barca, e a Istia, nella spiaggetta accanto, a oggi ci sono ancora delle basi in ferro dove la barca veniva poi tirata su e spostata da questa parte e messa dentro nel ristorante. Nel 78 è stato fatto un inizio di ristorazione con delle grigliate, sembra che tutto qui davanti era pieno di bambù, non c'era vista mare, i bambù sono stati tolti piano piano nel tempo, quando chiaramente la gente chiede di vedere il mare, allora, ma una parte in fondo al ristorante, in fondo alla terrazza, ci sono ancora i bambù che spuntano sopra. E da lì insomma parte il ristorante nel 78-79 con delle grigliate, poi piano piano è diventato ristorante, la gestione prima di noi l'ha tenuto fino al 2005 e già comunque era un buon ristorante con una buona cucina, e quindi insomma speriamo di rimanere sempre nella linea dell'alta qualità e della buona cucina, che dal 2006 siamo arrivati e tuttora a oggi siamo qua, e insomma speriamo di continuare a rimanere per dare a noi la gioia di vedere il sorriso e la soddisfazione nelle persone quando mangiano pesci di qualità, e agli altri di poterli accontentare ogni giorno di più. La passione di cui parlavo per questo posto e il rispetto per l'ambiente che ci circonda si traduce nei piatti per una ricerca di materie prime locali e di primissima qualità. E quindi ovviamente la nostra cucina si centra sul pesce,
lavoriamo, adesso quest'anno stiamo veramente arrivando a lavorare quasi esclusivamente con del pescato locale, e questa ricerca di prodotti locali di prima qualità ci ha spinti anche a cercare i contorni, no? Le verdure, la frutta, prodotti sempre locali di prima qualità. Facendo così ci siamo resi conto che qui su quest'isola, su questa terra, c'è un grandissimo potenziale, un potenziale agricolo che magari è stato un po' messo da parte nei confronti diciamo, del turismo. E quindi abbiamo voluto riscoprire la terra, prima quella che ci circonda, la macchia, con il mirto, i corbezzoli che cogliamo quando finiamo la stagione, facciamo un liquore col mirto, i corbezzoli li usiamo per fare una marmellata. Il menù è nato per la passione del pesce ed è nato per valorizzare il pesce di qua e anche dare qualcosa di particolare con del pesce fresco. Io nel 2007 avevo il ricordo d'infanzia del mio babbo che adorava i tartufi e che andava a fare i tartufi col cane, avevo voglia di mettere in carta un pesce locale col tartufo di terra. Non sapendo io, quindi mi sono rivolta alla cucina e ho chiesto cos'era l'abbinamento migliore con il tartufo di terra, e visto che il tonno locale è un tonno bello rosso e con un grande sapore, è nata la tagliata di tonno al tartufo. Il tartufo è molto legato alla nostra storia, perché il padre di Simona andava in Toscana nei boschi a cercarli, e quindi quando abbiamo deciso il nostro primo menù, gli è venuto in mente a Simona di questo tartufo, e voleva assolutamente abbinare il tartufo al pesce. Abbiamo creato il nostro primo piatto col tartufo, che era la tagliata di tonno al tartufo. È diventato proprio il piatto principale, direi, della carta. È nato un piatto che nemmeno noi sappiamo esattamente come è nato, però è nato così posso dirlo, lo dico senza orgoglio, è riuscito, perché a volte un piatto si cerca di costruire e non si riesce, anche se sarebbero tutte le sensazioni equilibrate, però non nasce il piatto. In questo caso è quasi nato da solo ed è un po' il simbolo di questa nostra storia.